Dopo la consegna delle deleghe avvenuta ieri ai nuovi assessori al comune di Agrigento, il sindaco ha provveduto a deliberare la possibilità di aumentare il fondo perequativo previsto quale misure di ristoro per le aziende agrigentine che hanno subito dei danni economici dovuti al Covid-19, effettuando una richiesta che si invierà al governo Musumeci. Intanto dei nuovi giochini per bambini saranno installati nei due lati di piazza Cavour. La decisione adottata dal sindaco Miccichè è avvenuta dopo un sopralluogo sia nella centralissima piazza che nella vicina Villa Bonfiglio. I nuovi giochi saranno oggetto di una donazione per cui non graveranno sulle casse comunali. Il comune dovrà solo provvedere alla sua installazione e alla pulizia. A Villa Bonviglio sono anche stati controllati i giochi esistenti nel parco di Cristina, alcuni di questi sono in buone condizioni, altri potrebbero venire rimessi dal personale comunale. Sempre a Villa Bonfiglio è stato fatto un nuovo sopralluogo alla fontana del monumento ai caduti con i tecnici di una ditta che potrebbe realizzare l'intervento. Se tutto va bene, ha dichiarato il sindaco Miccichè, entro dicembre potremmo recuperare la fontana e dotare il monumento di una nuova illuminazione. Intanto è continuata la sanificazione delle strade e delle scuole. Sabato e domenica e lunedì verranno sanificati i locali delle scuole Garibaldi, Lauricella e Pirandello dal nucleo operativo dei Vigili del Fuoco di Agrigento diretto dall'ingegnere Merendino. Per quanto riguarda la sanificazione delle strade si è intervenuto al villaggio Mosesa, a Leone, mentre questa sera si passerà a Villa Seta e Monserrato. Intanto in materia di Covid-19 aumenta la curva dei contagi, ieri 7 nuovi casi, siamo quindi a 36 persone colpite dal virus, 34 di queste sono a casa, mentre una è ricoverata all'ospedale di Agrigento e un'altra all'ospedale di Caltanissetta. L'aumento dei contagi all'interno delle famiglie dove ci sono altri positivi. I particolari in questa intervista a Franco Miccichè. Buonasera a tutti. Vi notizio per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Purtroppo abbiamo avuto un aumento di 7 pazienti positivi in data odierna, quindi in totale sono 36 rispetto ai 29 più 1 di ieri. Cioè 29 positivi erano uno ricoverato presso il nosocomio di Caltanissetta. Oggi ne abbiamo 36, di cui 34 in isolamento fiduciario presso le proprie abitazioni, stanno tutti bene, e invece abbiamo sempre un paziente ricoverato presso il nosocomio di Caltanissetta e una paziente ricoverata presso l'ospedale di Agrigento. Quindi le mie previsioni dei giorni addietro si stanno avverando, nel senso che c'è un lieve aumento di positività sempre nell'arco però familiare e dei contatti stretti con i contagiati. Quindi voglio continuare a rassicurare la mia cittadinanza perché non sono nuovi focolai, però sono l'evoluzione quasi normale di contatti avvenuti nei giorni passati. Però questo non ci deve distogliere da continuare a usare tutte le precauzioni possibili, di usare i dispositivi di prevenzione individuali dove è possibile, settore per settore, massima pulizia delle mani, evitare di strofinarsi gli occhi con le stesse mani, evitare la promiscuità, evitare gli assembramenti e quindi evitare tutto quello che potrebbe essere causa di eventuale trasmissione virale. Proprio per questo ho deciso di continuare la sanificazione degli istituti scolastici, quindi a fine settimana verrà sanificato il plesso Garibaldi, Lauricella e Pirandello. Avevo previsto di attuare queste sanificazioni per ogni weekend, però se il trend sarà sempre in aumento e se l'età interessata è sempre più bassa, quindi si parla anche di bambini, modificherò il calendario delle sanificazioni per la scuola e quindi invece di effettuarle weekend per weekend penserò di farle a seguire istituto dopo istituto, quasi giorno per giorno. Questo per la massima prevenzione e per evitare la diffusione anche del virus, specialmente nelle fasce d'età più piccole.
Ieri sera abbiamo fatto, anzi, ieri notte abbiamo fatto la sanificazione delle vie del quadriglio Spinasanta e delle vie del quartiere Fontanelle. Stanotte verrà fatta invece la sanificazione delle vie delle due frazioni agrigentine, cioè di Montaperto e di Giardina Gallotti. Comunicazione di servizio: quella potatura degli alberi del Viale della Vittoria che doveva iniziare domani mattina è stata rinviata a lunedì mattina, esclusivamente per problemi tecnici da parte della ditta che deve effettuare proprio questo lavoro. Vi ricordo ancora massima attenzione, massima precauzione, vi terrò sempre informato e vi informo anche che sto organizzando proprio nella mia stanza o accanto alla mia stanza un ufficio esclusivamente dedicato all'emergenza Covid-19 per poter avere in tempi diretti, in tempi immediati e in maniera diretta, lavorando in parallelo col Dipartimento di Prevenzione dell'ASP 1 di Agrigento.